Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete si parla a volte dell'Apocalisse, la fine del mondo, di queste cose così e diamo forse la colpa a qualche evento, qualche cosa che porrà fine, diciamo, alla vita sulla terra. Quindi diciamo che in effetti pensiamo che arriverà l'Apocalisse oppure arriva l'Anticristo, queste cose così più o meno, il giorno del giudizio come in tanti lo dicono, però secondo me è più probabile che la fine dell'uomo sia, diciamo, la colpa stessa dell'uomo. In effetti il cambio climatico sarà quello che porrà per sempre la fine di come la conosciamo, in effetti. Anche se abbiamo visto un sacco di film sui cambiamenti climatici, sulla fine del mondo. Ciao Maria, ciao. Quindi gli scienziati hanno avvisato a tutti che si deve fare un drastico cambiamento perché tra non molto ci sarà quel famoso punto di non ritorno e tutti quei film che noi abbiamo visto in TV non saranno solo film di fantascienza oppure di fantasia, sarà la pura realtà, quindi già incornata, quindi in effetti tutti quei film sono un po' di verità ci sta dentro. Sì, sì, è quello che dico, grazie. La gente si pensa che arriverà l'anticristo, queste cose così, ma se il caldo che sta ucciderà l'uomo, quindi in effetti i film che fanno vedere catastrofici che noi vediamo sarà la verità che poi succederà, diciamo, in avanti. Quindi già gli scienziati hanno detto che la razza umana, se continuerà di questo passo, entro il 2060-2070 è in estinzione, pensa un po', quindi già stiamo sulla strada giusta, diciamo, tanto per sdrammatizzare, quindi gli scienziati dicono che si devono fare dei tagli, perché giustamente il caldo sta avanzando di brutto, quindi pensate che già a giugno ragazzi qua si muore da caldo, figuriamoci ad luglio ed agosto che succederà. Quindi in effetti l'Apocalisse non è nel tratto, diciamo che in effetti i cambiamenti climatici, in effetti questa è la fine del mondo, in effetti non sono l'Apocalisse, l'Anticristo, ma semmai il pianeta l'abbiamo quasi ammazzato noi. Se pensiamo che in una casa ci sono 5 persone che hanno 6 macchine, 6 auto, e immaginate un po' in tutto il mondo quante auto inquinano e fate un po' i conti. Un po' giustamente anche la Terra sta soffrendo un po', allora mettete tutto insieme e vedrete che è tipo una bomba a orologeria, quindi il pianeta sta mantenendo, ma fino a quando arriverà quel famoso punto di non ritorno che sarebbe che potete fare che volete voi, poi non si torna più indietro. Quindi perciò ho scelto pure questa immagine rappresentante questo mondo tutto, diciamo, con le fiamme. Quindi in effetti il cambiamento climatico è quello che porrà la fine sicuramente all'umanità. Noi diamo la colpa forse a un anticristo, diamo la colpa a Dio, diamo la colpa a qualcuno, ragazzi la colpa è nostra, quindi non diamo la colpa a Dio. Siamo noi che l'abbiamo fatto così il pianeta, non Dio. Quindi qui non si tratta di pensare in religione o cosa, ma qui si tratta di ragionare. Quindi le acque che sono inquinate, i fiumi inquinati, il mare inquinato, i milioni di plastica che ci sono nei mari, chi l'ha fatto? Dio, l'abbiamo fatto noi. Quindi diciamo che il male della terra, come dice Silvia, siamo noi purtroppo, quindi non diamo la colpa a Dio, a Gesù e lo vogliamo da Lui. Quando ci sono problemi diciamo la colpa è di Dio, no, la colpa è nostra. Quindi in effetti non lo so, quindi molti di voi rispetto alle loro decisioni che dicono arriverà l'anticristo, io rispetto le decisioni di tutti, però il disastro l'abbiamo fatto noi, quindi non diamo la colpa a Dio, non diamo la colpa a persone che, anzi, al nostro creatore, perché qua tutto questo casino l'abbiamo fatto noi. Se lui ti dà un pianeta col verde, con l'acqua, con la vita
e tu lo distruggi, la colpa è tua. Quindi tutti quanti, allora le auto ragazzi tutte elettriche, quindi il petrolio via. Tutte queste, bravo, queste cose, cose chimiche per fare, diciamo, energia, centrali nucleari, che ancora, diciamo, in Giappone ancora sta facendo tutto per colpa del denaro, ragazzi. Il problema sono sempre lo stesso, lo ripeto, il dio denaro. Quindi, no, ma non ci sta foto, no, ma figurati, non esiste nessuna foto incoronata. Ma purtroppo l'allarme Maria l'hanno lanciato, purtroppo i potenti lo devono fare, quindi non è che possiamo farli e te. Qua si tratta di fermare tutte le auto. Bisogna rinunciare ragazzi all'auto, parliamoci chiaro, oppure ragazzi mettere l'auto elettrica. È una cosa che deve fare lo Stato, diciamo i potenti, cioè togliere tutte le auto, quelle là, col petrolio e fare tutto auto elettriche. La corrente basta con le centrali nucleari, pannelli fotovoltaici, cioè i pannelli solari, quindi in effetti si può salvare il pianeta. Quindi la colpa è nostra, ragazzi. E brava Silvia, non lo farà mai, hai ragione tu, purtroppo questo non lo faranno mai. Allora, i pannelli solari, se li metti, tu puoi, quei pannelli solari, tutta, diciamo, le città possono vivere con i pannelli solari. Quindi le centrali nucleari si potrebbero anche togliere, anche se non so, ciao Alessandro, come fare, però quindi si può fare. Poi per quanto riguarda il petrolio si può evitare facendo tutto auto elettriche, quindi si potrebbe togliere questo. Sì, sì, mi ricordo, sì, sì. Quindi in effetti diciamo che gli scienziati già lo sono divisi in effetti. Molti dicono già che il punto di non ritorno già l'abbiamo passato, mentre altri dicono che forse stiamo ancora a tempo. Quindi non so se quale parte hanno ragione e quale parti è troppo tardi, sì o no. Questo non ve lo so dire perché gli scienziati sono divisi. Chi dice di no, chi dice di sì. Però purtroppo ragazzi, anche se fosse vero, ma chi lo direbbe mai che stiamo alla fine, diciamo, chi te lo direbbe mai? È come se quando succede un'eruzione, chi te lo dice mai? Guarda, secondo me, ti dico Michele, secondo me l'unica salvezza dell'uomo per il fatto elettrico sarebbe una bella eruzione solare che pone fine a tutto, cellulari, diciamo la corrente come, ciao Letizia, come la sappiamo. Quindi non si può estrarre più il petrolio, queste cose così, solo così. Una eruzione solare che manda il tilt tutte le linee elettriche. Solo questo potrebbe essere la soluzione per bloccare tutto, solo questo. Poi non credo che i potenti rinunciano al petrolio, diciamo alle centrali nucleari, io non lo credo. Quindi in effetti lo vedo più. Fortunatamente molti di noi sono grandi, quindi per il 2060 forse già staremo da Dio, diciamo. Però la generazione futura non se la vedrà tanto bene. Già i miei nipoti, mi dispiace per loro, però non avranno vita facile, quindi non si potrà fare nulla in effetti. Quindi diciamo ragazzi che la fine del mondo non è come noi diciamo. Brava, grazie, brava. Qua non ci sta nessun amante, nessuno. Qua siamo tutti amici e amiche. Qua discutiamo, parliamo, non ci sono. Siamo tutti amici e amiche. Lo ripeto sempre all'infinito. Quindi evitate di scrivere queste cose perché vi blocco. Quindi evitate di scrivere questa cosa qui. Non voglio bloccare queste frasi, però non scrivetele. Quindi ragioniamo. Incoronata. Allora, visto e considerata che tu insisti, ti devo eliminare il messaggio. Stiamo parlando di altro, quindi per favore cambia argomento. Allora, stavamo dicendo ragazzi, purtroppo vedete, la gente non ragiona.
e la devo mettere in time out, parcheggiare, lo dico così in napoletano. Stiamo parlando dei cambiamenti climatici e questi scrivono gli amanti delle cose, quindi non mi interessa. Sì, Alessandro, hai ragione, il petrolio è insostituibile per chi ha il denaro, quindi non si potrà fare niente, quindi ragazzi, purtroppo spero che la fase di non ritorno non sia già diciamo, avanti. Spero che ci sia un po' di tempo che... Sì, 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 abbiamo ingoppanato pianeta, come? E a dove? Quello purtroppo secondo me noi giriamo, gli scienziati girano e fa e un sistema ci sarà, ma quale secondo te? Se questi non si fermano il sistema non ci sta. Il problema sono loro, questi sono assedati di soldi, quindi non se ne importano. Questi pensano a accumulare ricchezze e manco se li portano dall'altra parte, quindi certe volte, pure certe volte dico è vero che la 1000 lire piace a tutti ragazzi, un po' di soldi piace a tutti, però è anche vero che sotto la terra io non mi porterò i miei soldi. Però la gente ha ingordigine di fare denaro, denaro, denaro. Ma anche se avessi un'altra vita poi dopo, una volta che hai fatto 2, 3, 5 miliardi, 10 miliardi, che ne fai? Muori e poi non hai risolto niente, vediti bene della vita, quindi lascia stare ad accumulare ricchezze, ricchezze, ricchezze. Qua sulla terra la ricchezza non serve a nulla. Come si dice, preparati la ricchezza per andare in giro e non per stare sulla terra, perché qua siamo di passaggio, quindi qua è rapido il passaggio, oggi ci sei, domani no. Quindi diciamo che qua è un battito di ali e poi siamo finiti, quindi prepariamoci per quando si andrà dall'altra parte. Che poi ragazzi, se non ci sarà nulla, come molti dicono no, non esiste nulla, vabbè, ma ci siamo comportati bene in effetti, anche se non ci sarà nulla, è perché ogni volta non voglio parlare ogni volta di certi argomenti. Se io parlo di una cosa, non voglio che parliamo sempre di quella persona lì che voi sapete. Quindi parlate di quello che io sto facendo il video. Non voglio parlare della foto di quella, l'amante, queste cose qua non le ammetto sui miei video. Io sto parlando del cambiamento climatico e voi mi scrivete amanti. Non mi sta bene a me. Quindi ragazzi, il problema è questo qui. In effetti il pianeta l'abbiamo ammazzato noi, quindi non diamo la colpa a Dio, non diamo la colpa diciamo all'anticristo e queste cose qui. La colpa purtroppo è tutta nostra. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un commento di che cosa ne pensate voi sotto al video. È stato un piacere parlare con voi. Lo so, sì, sì. Non hai capito che nella terra torneremo. Quindi la gente sta ricchezza, ricchezza e poi ma che servono ragazzi i soldi? I soldi servono secondo me per vivere giorno per giorno. Non mi serve tenere la macchina buona, voglio vivere una vita normale e basta, nulla di più. Quindi ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video, lasciate un commento su quello che ne pensate voi. E grazie a voi che mi avete seguito, un saluto da Brasile, ti ringrazio tanto. Ragazzi, un saluto a tutti e buon pomeriggio già sono quasi le 3, quindi al prossimo video. Ciao ragazzi, un bacione a tutti, ciao. Ciao ragazzi.